Amici appassionati, ben ritrovati, un saluto da Claudio Costanzo dal villaggio Madonna degli Ulivi per la 26esima e ultima giornata del campionato giovanissimi regionali siciliano, di fronte alla seconda della classe che ospita la prima, la CD Folgore, che ha dominato il campionato con 61 punti realizzati, reduci dalla vittoria casalinga per 5-1 contro la Ionica prima della sosta, miglior attacco del campionato con 67 reti all'attivo. I ragazzi di Mister Cosimini hanno anche la miglior difesa con soli 18 reti subite contro la Ionia Calcio con 43 punti, al quale basta un pareggio per qualificarsi alla fase playoff come seconda classificata del girone. Dando uno sguardo ai 22 che si sono affrontati, troviamo per la Ionia Calcio Coco, Puglisi, Falsaperna, Cannavò, Petrella, Platania, Piana, Longo, Russo, Cavallaro, Laguzza. Risponde la Folgore con Maisano, Sanna, Salvo, Guerrera, Irrera, Foti, Scarmato, Currò, Scolaro, Corso e Maisano. Dirige il conto il signor Andrea Polizzi e la sezione di Catania, che dà uno sguardo al cronometro e può dare il via alle ostilità. Prima occasione per la Folgore con questa percussione centrale, fa buona guardia Coco in presa bassa. Assistono alla partita a toni di due allenatori quando è ancora la Folgore a rendersi pericolosa con questo calcio piazzato di Currò, che trova un compagno da pochi passi, non riesce a centrare lo specchio e la porta difesa da Coco. Dall'altro lato azione insistente della Ionia, che riuscirà a trovare anche il calcio di rigore per questo atterramento in area ai danni di Cavallaro. Nessun dubbio per il direttore di gara Polizzi. Alla battuta dello stesso andrà Flavio Russo, che spiazza il giovane portierino Maisano, e al 16° minuto di gioco porta in vantaggio la Ionia Calcio. C'è sempre il timbro del bomber Flavio Russo. Dall'altro lato però si rende pericolosa la Folgore con questo solido calcio d'angolo a 2 ripetuto in seguito. Infatti sarà Scolaro a saltare Cavallaro, atterrato proprio al limite dell'area di rigore. Indica il dischetto il direttore di gara Polizzi, qualche dubbio se il contatto sia dentro o fuori area. Alla battuta va Samuel Corso, un altro baby fenomeno che spiazza Coco per il parziale pareggio un minuto prima della pausa. C'è la firma di Samuel Corso come al solito per la Folgore, che ristabilisce la parità del punteggio. Come già detto, le squadre andranno negli spogliatoi sul parziale di 1-1. Alla rete di Russo ha risposto Corso sempre dal dischetto. Si torna in campo con un'occasionissima per la Folgore. Qui però Coco è bravo in due tempi ad allontanare il pericolo, prova a farsi vedere sugli sviluppi di un corner. Allora la Ionia Calcio, la palla arriva sul secondo palo, dove però non riesce a deviare un attaccante della formazione della coppia Bucciarelli-Sanseverino. Si affida allora ai calci piazzati. Qui ha avuto un'altra buona occasione, questa volta con Piana, quando arriva il secondo cambio con Laguzza che lascia spazio alla Spina. In seguito anche Cannavò abbandona il campo in favore di un compagno. C'è una rachilide però della difesa della Folgore in uscita, infatti perde un sanguinoso pallone, si avventa su di esso Platania, che al 66° minuto di gioco porta in vantaggio la Ionia Calcio Riposto. Preciso il suo piattone mancino col quale batte Maisano, riportando in vantaggio i ragazzi della Ionia Calcio Riposto. Altro cambio con Puglisi che lascia spazio a Ravisarda, ma proprio nel finale agguanterà il pareggio la formazione milazzese con questo preciso diagonale firmato da Giuseppe Salvo. Il classe 2003 entra in area e batte Coco con questo diagonale destro. Ristabilisce ancora una volta la parità del punteggio prima del triplice fischio. Il direttore di gara Polizzi cala il sipario sulla regular season del campionato giovanissimi regionali. Ionia Calcio e Folgore si dividono la posta per 2-2. I ragazzi della coppia Bucciarelli-Sanseverini nella prossima uscita se la vedranno con la Promosport Barcellona, sempre al villaggio Madonna degli Ulivi per la prima semifinale playoff. Un saluto allora da Claudio Costanzo e alla prossima.